Ben ritrovati a una nuova puntata di Un Quarto d'Ora con, oggi Un Quarto d'Ora con Enrico Corsi, consigliere regionale del Veneto della Lega. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E come sempre al mio fianco anche il direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, ben ritrovato e ben tornato anche il consigliere Corsi. Grazie. Partiamo da un bilancio di questa legislatura del Veneto che si sta per chiudere in autunno, manca ancora la data, ma si voterà. Quali sono le soddisfazioni, i punti che porta a casa in questi quasi 5 anni? Personalmente? Personalmente. Io direi che forse il progetto più significativo e più importante è sicuramente, e spero che vada a buon fine, il Museo del Vino. Questo museo internazionale che, se realizzato, porterà definitivamente Verona capitale mondiale del vino. Un'opera che darà posti di lavoro, un'opera che illustrerà e arricchirà tutto quello che è il mondo del vino collegato ai consorzi, ai territori, all'enogastronomia, davanti a una fiera che promuove ovviamente il Vinitaly, la più importante fiera mondiale del vino, e siamo molto vicini a portare a casa questo risultato. Speriamo che poi le cose vadano fino in fondo e che Verona possa portare a casa questo primato appunto sul vino e sull'alimentazione e diventare un punto di riferimento non solo nazionale ma mondiale. Ha girato molto anche per vedere esempi in Europa e non solo, sì, diciamo, simili, però ovviamente il progetto veronese sarebbe ancora più ambizioso. Diciamo che ci sono esempi, ad esempio il più bello in assoluto è sicuramente la Francia, Bordeaux, ma io credo che noi abbiamo le caratteristiche maggiori rispetto a una città come Bordeaux, avendo un lago di Garda che promuove 30 milioni di presenze, essendo in corrispondenza di due importanti corridoi, corridoio 1 e corridoio 5, e essendo alle porte del mondo. Teniamo presente poi che il Veneto è la prima regione sia dal punto di vista turistico, sia anche per quanto riguarda la produzione di vino, esportazione di vino e marchi registrati che valorizzano i nostri prodotti. Quanto siamo vicini? Se dovesse dare una percentuale secca da 1 a 100? Allora, abbiamo fatto, grazie alla disponibilità della regione che ha messo le risorse per fare tutti gli studi, oggi noi siamo in grado di dimostrare che è un progetto vincente, perciò se lo guardiamo da un punto di vista professionale dovrebbe essere dei pazzi non fare una cosa del genere, perciò ti direi l'80%. Poi sappiamo invece che purtroppo nelle politiche e nelle cose non sempre tutte le cose vanno sempre a pieno titolo, e perciò io sono fiducioso, io direi un 70%. Molto, molto ottimista, quindi ma consigliere. Poi ci sono altre cose, perché sto lavorando per la sanificazione del lago di Garda, ho fatto una legge che stanno approvando anche in Lombardia e anche in Trentino, che praticamente salvaguardia il lago di Garda dalle carene, la sanificazione delle carene, perché non ci siano quei microrganismi alieni che poi vanno a infettare il nostro lago, che è una risorsa ovviamente importante anche sotto il profilo turistico. Stiamo valorizzando e cercando di collaborare con i comuni del Monte Baldo per praticamente classificare il Monte Baldo come risorsa patrimonio dell'UNESCO. E la cosa che si discuterà giovedì, che dovrà andare in commissione, sono delle proposte di legge a livello nazionale, tra cui quella delle tariffe autostradali, perché ho fatto una proposta perché chi usa la macchina tutti i giorni per lavoro abbia, come in Austria, come in altri paesi europei, una tariffazione agevolata, perché poi l'incremento delle tariffe autostradali sappiamo benissimo che poi va a ricadere su tutti i beni di prima necessità. Perciò è una cosa importante e il governo dovrebbe capire questa cosa. Torniamo un attimo alla legislatura che si chiude. Si chiudono 15 anni di governo Zaia in Regione Veneto. Una valutazione su questa figura e su questo periodo per il Veneto? Ma allora, diciamo, la Regione Veneto è chiaro ed è all'ordine del giorno che è una delle regioni più efficienti a livello nazionale. Il presidente Zaia è stato un grande presidente. In questi 15 anni, 3 mandati, ha dimostrato di amare il proprio territorio e di saper portare il meglio. Lo dimostrano le Olimpiadi, lo dimostrano la volontà, anche se qualcuno lo critica, della Pedemontana, dove praticamente noi chiediamo l'autonomia, ma poi quando si parla di strada ci dobbiamo autogestire, perché
io credo che sarebbe una strada che dovrebbe gestire lo Stato e pagare lo Stato. E invece se dobbiamo pagare noi veneti, ma è una strada strategica, fondamentale in un territorio industrializzato e commerciale che meritava di avere una viabilità migliore. Ha detto la parola autonomia. L'autonomia differenziata forse è partita un po' azzoppata. Io farei una provocazione, onestamente, visto che è una cosa che non è più accettabile, perché si è votato ancora molti anni fa, nel 2017, c'è stata una grande partecipazione dei veneti a questa cosa. Io a questo punto farei due cose. Chiederei di passare sotto il Trentino, così si chiude la faccenda e si chiude la cosa. Diventiamo autonomi come il Trentino e va bene così, perché se a un certo punto non ce la vogliono dare, ce la andiamo a prendere. Qua sui profili di costituzionalità forse c'è da discutere. No, perché se lei sa, c'è stato un comune dell'alta montagna veneta che ha fatto un referendum e che è passato sotto il Trentino. E lo possiamo fare anche noi, perché no? Da Jesolo a Brenzone, tutti in Trentino. Una domanda un po' antipatica. Lei ha avuto una grande carriera politica, consigliere comunale, regionale, è stato assessore, presidente di enti, ma questo è un problema un po' della politica italiana in toto. Non c'è bisogno di ricambio generazionale, di volti nuovi, di nuove energie? Ma allora, io direi, è giusto che ci siano i giovani, è giusto che arrivino i giovani, ma non possiamo pensare che dalla mattina alla sera metti un giovane a gestire una macchina complessa come può essere la regione o anche un comune importante come Verona. I giovani vanno affiancati a chi ha l'esperienza, altrimenti poi il risultato è quello di Verona, dove è arrivato una bravissima persona ma che non sapeva fare politica, e i risultati li vediamo tutti i giorni. Allora è giusto, io credo di avere ancora le risorse, le capacità e le idee per poter dare il meglio a un territorio che amo. Poi saranno i cittadini a decidere. Io mi metterò in gioco, se i cittadini decidono che è ora di mandarmi in pensione, vabbè, andrò in pensione. Ma io credo che l'esperienza sia una cosa fondamentale, soprattutto se una persona onesta, se una persona ha dimostrato di saper dare e di saper fare. Anche perché, dica la verità, Corsi, una volta ai suoi tempi si faceva l'intera gavetta, si partiva dai gruppi locali, le circoscrizioni, poi il comune, poi eventualmente in regione. Adesso qualche salto invece Oggi quadruplo, triplo. Ti trovi dalla mattina alla sera il giovanotto che non ha nessuna esperienza che ti dice mettiti da una parte per cortesia. Ma non è così. Le cose vanno affiancate, si lavora insieme ed è giusto che uno magari svolga diversi ruoli, perché è giusto che uno cambi e che dimostri di essere capace non solo fare una determinata cosa ma anche farne delle altre. Su questo sì, ma questo modo radicale di cambiare chi ha dimostrato e ha esperienza, secondo me è una cosa sbagliata. Verona, abbiamo detto, la nostra città, a volte nella vulgata comune, insomma, viene dipinta come lontana dal triangolo Venezia, Treviso, Padova, e proprio a livello anche politico un po' distante da Venezia e dai centri di potere, che quindi è un po' dimenticata in Veneto. Secondo lei è un luogo comune o c'è del fondo di realtà? Allora, diciamo che Verona è la prima città nel Veneto, non va dimenticato, da un punto di vista anche di dimensioni, ok, della popolazione. E io credo che Verona meriterebbe avere un po' di più, sì, sono d'accordissimo. Io dico che un domani spero che arrivi anche un governatore veronese, perché tantissimi anni che abbiamo visto governatori di Padova, di Treviso e quant'altro, ma Verona si merita di avere un governatore della regione e che porti un po' più il peso della regione verso questi territori. Verona è una città che sa dare molto, grazie al lago di Garda, come dicevo prima, ma grazie anche all'agroalimentare e tante altre cose. È una città importantissima, meriterebbe di essere valorizzata ancora di più. Verona, io dico sempre, siamo un 70% di quelle che sono le potenzialità di sviluppo di questa città. Sono appena tornato da un viaggio in moto da Lubiana e io sono rimasto a occhi aperti a vedere una città come Lubiana, il salto che ha fatto nella città, nella bellezza, nella pulizia, nei servizi. E perché noi non possiamo fare questo salto? Possiamo fare molto di più, con un aeroporto che può diventare molto più importante di quello che è, e con una logistica importante. La logistica che può diventare ancora più strategica a livello nazionale, e come dicevo anche esempi come il Museo del Vino, ma tante altre cose
ce li meritiamo. C'era il discorso del sito logistico dei conduttori che doveva venire qui a Vigasio. Abbiamo perso quell'occasione. L'abbiamo persa noi o sono state scelte a livello nazionale? Secondo me c'è stata poca spinta anche a livello locale. Si doveva spingere di più, si doveva essere più concreti, si doveva avere più forza. Lo vediamo con un'opera importante, scusatemi se la cito, che è il traforo delle Torricelle, un'opera importante perché abbiamo una città soffocata dal traffico, che non ha sviluppo e che è collegata ai due più importanti ospedali della città, e non c'è una condivisione. Il collettore sul lago di Garda, che è un'opera strategica, ma possibile che non riusciamo a portare dei soldi su opere strategiche e importanti che in una città importante come Verona? Questo manca un insieme di figure che lavorano in sinergia perché Verona diventi veramente il punto di riferimento a livello nazionale, no veneto, nazionale. Fuori dai microfoni ci diceva anche l'importanza del rapporto con i cittadini, con il territorio. Per un consigliere regionale, insomma, è fondamentale. Quando incontra i cittadini, quali sono le cose che le chiedono, le priorità, i bisogni? Ma guardi, i cittadini sono 4 cose semplicissime. La sanità, perché è una cosa importante. Il cittadino, soprattutto quando sta male, vuole risposte veloci e immediate. La sicurezza, perché uno vuole essere padrone a casa sua e vuole essere sicuro nel territorio dove abita. La viabilità, perché quando uno si alza la mattina e deve andare a lavorare, non può fare un'ora e mezza in macchina in mezzo al traffico per arrivare a destinazione, con i costi e con tutto quello che ne consegue. E il decoro. Abbiamo una città bellissima, non possiamo avere oggi una città come Verona con le buche, con i giardini incolti, con i parco giochi, con i giochi rotti. Cioè meritiamo di avere di più. O uno che fa politica o la sa fare o cambia mestiere. Questo è il mio punto di vista. Senta Corsi, dopo la lascio ad Alessandro per l'ultima domanda, ma una domanda di carattere politico. Lei ha visto nascere la Lega e l'ha vista evolvere in tutte le sue evoluzioni, quelle più lontane, quelle più vicine. È un po' una memoria storica anche di questo partito. Cosa c'è oggi di quella Lega che insomma ha conosciuto, ha vissuto anche nei migliori anni? È una bella domanda. Quello che voglio dirti è che una volta non si aveva nulla, ma si correva perché si avevano degli ideali. Purtroppo molti di questi ideali non ci sono più. E oggi diventa sempre più difficile aggregare le persone. Soprattutto una persona che, come me, che è da 30 anni che è un partito, dire si va avanti. Perché se faccio un esame di coscienza sono pochi gli argomenti che oggi mi hanno portato in Lega a quel tempo, a credere, a fare le battaglie, a prendere i pullman, Pontida, i gazebi, ore e ore a destra e a sinistra. Oggi tutto questo è sparito e se comincia a essere demotivato uno come me che ha un incarico come un consigliere regionale, noi immaginiamo il semplice militante o sostenitore che è lì, che guarda e che non capisce da che parte si sta andando. Quindi una grande riflessione interna, insomma, anche che dovrebbero fare un po' tutti. Certo. Ha detto questo, insomma, il tono della sua risposta, però più che demoralizzazione mi fa pensare alla grande passione che c'è dietro. E quindi per chiudere facciamo sempre la domanda, diciamo, leggera. Fuori dalla politica, quali sono gli altri hobby, passioni che ha il consigliere Enrico Corsi? Ma guardi, io onestamente non sono sposato, perciò ho del tempo libero. Una delle cose che mi piacciono è girare, viaggiare. La moto, ce l'ha detto, no? Con la moto, ma anche senza moto. E questo mi ha insegnato molto, perché andando in giro ho avuto modo di vedere, di capire tante belle cose che poi mi sono servite per portarle come esempio e cercare di... faccio un esempio molto stupido. Sono stato in Spagna quando ero assessore in una cittadina della Spagna e ho visto che c'erano queste bellissime tabelle che indicavano i vari monumenti, i vari siti all'interno della città. Arrivai a casa e parlai con i dirigenti e di lì un mese Verona per la prima volta, non aveva mai avuto, furono installate queste tabelle bellissime che indicano i vari siti, quando prima invece i turisti entravano nei negozi per chiedere dove era la casa di Giulietta o dove era l'arena o dove era Quant'Aria. Ecco. Sono cose che tu vedi
e che poi ti servono anche per il lavoro. Viaggiare è bellissimo, ti arricchisce, ti dà esperienza, per me è una delle più belle cose che ci possono essere. Allora grazie al consigliere regionale Enrico Corsi per essere stato con noi oggi. Grazie a voi e vi faccio i complimenti perché avete uno studio stupendo e siete molto professionali. Grazie anche al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro e grazie davvero al consigliere Corsi. E si chiude questa puntata di Un Quarto d'Ora con. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali Daily Verona, Radio Adige TV e tutti gli altri canali Verona Network.